4 mesi per un sì, non risolutivo, lo ha ricordato ai nostri microfoni il presidente del Veneto Luca Zaia. Il via libera del Consiglio Comunale al preaccordo sul nuovo ospedale di Padova traccia la via maestra sulla quale deve muoversi la giunta guidata dal sindaco Sergio Giordani. Su un punto non si può più tergiversare, nessuna precondizione, la richiesta della regione. Un chiaro messaggio al sindaco Giordani che deve fare i conti con la sua maggioranza, con coalizione civica che gioca sul filo del rasoio e vuole dettare regole che la Regione non ha nessuna intenzione di farsi imporre. Il Comune procede alla cessione gratuita delle aree di Padova Est, la richiesta del presidente Zaia, altrimenti il progetto rischia ancora una volta di arenarsi. E si faccia nell'interesse dei cittadini, è d'accordo anche il Partito Democratico. C'è un iter da proseguire, ma d'altro canto che doveva anche iniziare da qualche parte. Ed è indiscutibile che il voto in questi tempi, diciamo risultato anche puntuale rispetto a quello che erano state le previsioni, apre questa seconda fase, ma già con l'approvazione in Consiglio Comunale si mette un punto fermo e si dà anche una risposta a un tema molto importante, molto sentito dai cittadini. Se lunedì il parlamentino di Palazzo Moroni finalmente ha avuto l'occasione di pronunciarsi, la politica cittadina non nasconde la sorpresa per il no espresso dalla minoranza, guidata dall'ex sindaco Massimo Bitonci. Io sono rimasto sconcertato da questo cambio dell'ultimo momento che denota anche un po' di confusione da parte dell'ex sindaco Bitonci, che fino a qualche minuto prima diceva che l'accordo era il suo fondamentalmente, che avrebbe votato a favore in Consiglio e poi invece si è smentito mandando tutto all'aria. Schermaglie politiche a parte, basta parole. La giunta Giordani non aspetti, l'ospedale si faccia e in fretta.